sarò breve perché credo che valga la pena più, come dire, dare spazio agli interventi che ci saranno successivamente. E vi porto anche i saluti del mio presidente Maurizio Francescon, che è anche il coordinatore di Assoturismo Veneto. Oggi non poteva esserci perché era impegnato fuori Veneto, tra l'altro con dei progetti di Confesercenti. Chi è il CESCOT? Il CESCOT è l'ente di formazione di Confesercenti che ormai opera, andiamo verso il 30° anniversario di attività del CESCOT. L'anno prossimo magari faremo anche una festa qui a Chioggia, a Beniamino, perché il progetto Smart Tourism Location. E voi sapete che avete partecipato a varie attività sia nostre che del nostro ente bilaterale. La Regione Veneto utilizza il Fondo Sociale Europeo per sostenere l'adeguamento delle competenze del sistema produttivo del Veneto. Prima dell'estate l'anno scorso la Regione ha pensato di sperimentare progetti di rete che mettessero assieme tanti soggetti con alcune linee di intervento rispetto ai temi che la Regione riteneva più interessanti e necessari di sviluppo. Uno di questi temi era l'innovazione nel settore turistico. Quando è uscito il bando, contestualmente la Regione Veneto, l'altro dipartimento, il Dipartimento del Turismo, stava ragionando su tutti i regolamenti attuativi della legge regionale sul turismo. Eravamo ancora, come dire, non in alto mare, però c'erano i primi rumors su che cosa dovevano fare i nuovi consorzi, sulle OGD, si parlava di numeri, non erano certi quali erano i numeri necessari al riconoscimento delle varie strutture, per cui come ente di formazione abbiamo colto in qualche modo questa sfida, quella di dire ok, c'è questa legge regionale, buona, non buona, non è nostro compito come struttura tecnica andare a disquisire la parte politica di quella che è la legge regionale. Sicuramente però questa legge implicava dei cambiamenti nei sistemi di accoglienza, implicava dei cambiamenti nell'organizzazione, nelle relazioni tra pubblica amministrazione e privato, implicava dei cambiamenti rispetto ai sistemi di commercializzazione. Il progetto è nato su, come dire, questa sfida che la Regione lanciava da un punto di vista turistico al territorio. Per cui con il progetto abbiamo pensato di andare a sperimentare attraverso la formazione, di andare a ragionare con gli operatori in vari territori che non siano la città di Venezia. Parlavamo prima, loro hanno la pancia piena, si fa anche fatica a ragionare con loro di innovazione perché tanto vivono di rendita di posizione. Ci sembrava più interessante andare a lavorare in alcuni territori dove, diciamo così, queste sfide della legge potessero essere colte. Sicuramente Chioggia, grazie al lavoro di Beniamino fatto negli anni, sicuramente Chioggia era uno di questi territori. La stessa attività, magari con caratteristiche diverse, l'abbiamo sperimentata in altre aree della regione. L'abbiamo sperimentata nell'area termale, l'abbiamo sperimentata nella riviera del Brenta, in una zona montana che non è Cortina ma è quella di Sappada, l'abbiamo sperimentata sul Veronese, poi magari faranno anche un accenno di esperienze Alberto e Antonio. L'abbiamo sperimentata, diciamo, in quei territori che ci sembravano interessanti come temi di sviluppo, come temi di accoglienza, e che non fossero appunto territori che vivono di rendite di posizione come Venezia, come Cortina o come altre aree. Per fare questo abbiamo messo insieme una serie di soggetti. Il progetto, tra l'altro, è nato, è stato pensato dalle due università, da Ca' Foscari e da Ingegneria, che hanno proprio steso anche la parte di modellizzazione e la parte di sperimentazione. Purtroppo la Regione ci ha dato dei tempi strettissimi, perché vi dico un dato indicativo: solo la formazione e la sperimentazione prevedeva più di 100 interventi formativi.
Chioggia è stata protagonista assoluta perché è quella che ha realizzato probabilmente più attività di formazione e di consulenza. All'interno del progetto, dopo queste attività di formazione, informazioni, incontri eccetera, è stata data la possibilità anche di valutare eventuali infrastrutturazioni attraverso app o altre cose. L'università sta lavorando anche alla parte più teorica di modellizzazione rispetto ai vari interventi che sono stati fatti, per cui l'idea è anche di consegnare alla Regione dei suggerimenti rispetto a quella che è stata la legge, a quelli che sono stati i lavori svolti in questo periodo, e quindi di avere possibilmente anche in qualche modo dei ritorni, delle riflessioni su quello che è stato l'avvio di questa legge regionale. Il progetto va a chiudersi, questo è il convegno conclusivo, che in realtà non è conclusivo perché il titolo stesso dice che è un inizio, ripartiamo dal territorio, per cui speriamo appunto che queste attività siano state utili rispetto al ragionamento su questi nuovi modelli organizzativi. Tra un po' la Regione dovrebbe uscire con i nuovi bandi del Fondo Sociale, per cui se c'è necessità con Beniamino andremo a ragionare anche su quelli che possono essere nuovi interventi e nuovi contenuti per sviluppare questa attività. Grazie. Grazie a te Marco.